Allora, possiamo riprendere. I detenuti in videocollegamento ci sono e chi c'è? Chiedo scusa che è andato via. Ah, Cosentino è andato via, va bene. Ah, ecco, Giuliano mi mancava, va bene, eccolo qui. Va bene, allora possiamo riprendere, prego, Avvocato Leto. Sì. Sì. Sì, Presidente e signori del Tribunale, cercherò di fare una ricostruzione storico-giudiziaria di quelle che sono state le vicende che hanno visto coinvolto Michele Senese nelle vicende giudiziarie qui a Roma dal 94 fino ad oggi. Anche così si può andare a delineare meglio quello che è il suo profilo. Catone il censore concludeva ogni suo discorso in Senato dicendo Cartago delenda est. Catone il censore aveva un'ossessione verso questa guerra con Cartagine. La stessa cosa sembra che questa ossessione l'ha avuta la Procura di Roma verso Michele Senesi in questi 30 anni. Questo perché vediamo che viene indagato per la prima volta a Roma nel processo Banda della Magliana. Quello che cercava di dirci Michele Senese di quella vicenda giudiziaria è che parlando col dottor Lupacchini gli disse: dottore, io non ho capito, mi dite che io a Napoli faccio la guerra ai cutoliani, arrivo qui a Roma e ci faccio l'associazione? Perché nell'ambito di quel processo Banda della Magliana uno degli indagati era Corrado Iacolare. Corrado Iacolare è sempre stato un uomo fidato di Raffaele Cutolo. Quindi, e altri membri, anche Claudio Sicilia, anche Nicolino Selis, venivano indicati come uomini vicini a Raffaele Cutolo. E quindi diceva: ma io come faccio a partecipare a questa associazione se mi dite che a Napoli io faccio la guerra a questi soggetti? E da lì fu il primo processo di Michele Senese in cui viene assolto dal dottor Lupacchini. Se andiamo avanti, bisogna tener presente che poi Michele Senese viene arrestato il 31 marzo 1993 e rimane ininterrottamente detenuto fino al 20 dicembre 2004. Rimane libero, senza obblighi. Mi scusi, detenuto fino al 31 dicembre? 20 dicembre 2004. Da quella data fino al 22 gennaio 2009 rimane libero, quindi per 4 anni e un mese. Libero, però comunque sempre monitorato, perché nell'ambito di quel periodo di libertà, appunto a gennaio 2009 viene attinto da una nuova misura di custodia cautelare in carcere per l'operazione Orchidea, dove lui rispondeva di 3 associazioni, un 416 bis, un 74 e un 416 semplice, finalizzato alla commissione di una serie di ricettazioni di preziosi. Bene, il pubblico ministero ha cercato di motivare l'esistenza di un clan attraverso la sentenza di primo grado del dottor Imperiale. Quella sentenza in realtà ci dice già un dato fondamentale. L'associazione senese, associazione mafiosa senese, dai primi anni 90 fino ad almeno al 2007 non esiste. Ci dice anche quella sentenza che l'associazione semplice contestata a Michele Senese, finalizzata alla ricettazione di preziosi attraverso il Banco Monte di Pietà, non esiste. E anche lì in quella sede, signor Presidente e signor Tribunale, venivano utilizzate le dichiarazioni di Giuliano, venivano utilizzate le dichiarazioni di Alfieri, le dichiarazioni di Galasso, sono tutte contenute già in quel processo, che sono state già valutate da quel giudice. E già parlando semplicemente di Giuliano viene qua, viene risentito in questo dibattimento e ci dice che lui arriva a Roma tra il 2003 e il 2004 per incontrare Senese e cercare di fare affari illeciti con lui. Non è vero, perché Michele Senese era detenuto. Michele Senese rimane detenuto fino a tutto il 2004. Questo è il primo dato. Poi abbiamo un ulteriore dato. Abbiamo che la sentenza di Corte d'Appello, che è stata oggetto di nostra produzione, assolve Michele Senese dal 74 e anche lì il tempo di commissione del reato
va dai primi anni 90 fino ad almeno al 2007, anche lì sentenze di assoluzione. Quella sentenza la procura non l'ha mai impugnata. E la sentenza d'appello sulla sentenza imperiali? Sì, praticamente la sentenza d'appello ci dice solo questa fotografia: Michele Senese viene condannato per un unico episodio di 73 alla pena di 8 anni per 1 chilo di cocaina. Quelle sentenze non vengono impugnate e ormai è passato in giudicato. Questo è il processo Orchidea. Signor Presidente, signor Tribunale, vi voglio ricordare che sempre in base alla requisitoria del pubblico ministero abbiamo che Angelo Senese, che sarebbe il reggente del clan, in questa indagine non riceve nemmeno un avviso di garanzia. Questi sono i primi procedimenti che appunto devono essere analizzati, perché descrivono la storia criminale di un soggetto che sicuramente è un delinquente comune, ma sicuramente non è un delinquente mafioso. E andiamo avanti, troviamo il processo omicidio Carlino 2013, anche lì si contesta di nuovo la modalità mafiosa. Il Tribunale del riesame la esclude, perché lì viene messo un movente passionale a quella vicenda. Il giudice invece, il primo grado, riconosce l'aggravante mafiosa, la Corte d'Appello la esclude, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso della Procura Generale, quindi Michele Senese viene condannato a 30 anni per un omicidio semplice, senza l'aggravante della modalità mafiosa. Nell'ambito di quella indagine, lì vengono utilizzate anche le dichiarazioni di Cassia e a pagina 119 di quella sentenza di appello troverete che Cassia è stato smentito nelle sue dichiarazioni, perché Cassia riferisce di aver incontrato Michele Senese al carcere di Bibbia Nuovo Complesso che parlava con Carlino. Non è vero. Vi abbiamo prodotto anche le schede di detenzione. Quando Carlino e Cassia sono insieme detenuti a Rebibbia, Michele Senese è detenuto a casa reclusione di Rebibbia, 2 istituti di pena diversa. Uno è per i definitivi, l'altro è per chi è in fase cautelare. Loro stanno detenuti a Rebibbia, Nuovo Complesso, e anche lì vengono esclusi. Altro dato: Angelo Senese è libero. Angelo Senese nella vicenda che riguarda l'omicidio Carlino non è nemmeno indagato, e lui sarebbe sempre il reggente del clan. Andiamo avanti, il processo Camorra Capitale. Si è cercato di enfatizzare tanto questo famoso accordo fra Michele Senese e Mimmo Pagnozzi, che andava a stabilire appunto la camorra a Roma, in zona tuscolana. Né Michele Senese, né Enzo Senese, né Angelo Senese vengono indagati in quel procedimento. Il 7 ottobre 2016, andando avanti perché Camorra Capitale è 2015, viene revocato il 41 bis a Michele Senese, perché non ci sono titoli ostativi. Il 4 luglio 19 Michele Senese ottiene un permesso premio dal magistrato di sorveglianza di Catanzaro. Non ha mai ricevuto rapporti per il cambio delle scarpe. Non ci sono pizzini in quelle scarpe. Signor Presidente, per ultimo, il 1 dicembre 2020, il dottor Balestrieri, su una nuova richiesta della Procura di Roma, ritiene insussistente l'ipotesi di cui al 416 bis e il Tribunale del riesame annulla il 74 Michele Senese. Quindi siamo arrivati che negli ultimi 15 anni la Procura di Roma ha sempre cercato in tutti i modi di riconoscere Michele Senese come un mafioso. Fino ad oggi non c'è mai riuscito. E in questi 20 anni, signor Presidente e signori del Tribunale, la figura di Angelo Senese dove si colloca? Nella vicenda di Milano e basta, perché Centore lo dice anche lui. Angelo Senese faceva un altro lavoro. Angelo Senese viene arrestato il 98,
va ai domiciliari nel 2000, il 2001 viene autorizzato a svolgere attività lavorativa, il 2004 fa rientro in carcere perché la sentenza è definitiva. Nel 2007 va in semilibertà, il 2008 va in affidamento, nel 2013 finisce la sua pena e nel 2018 il Tribunale di Sorveglianza di Roma, è tutto documentato, concede la riabilitazione. Le informative, e ne dà atto il provvedimento, dà atto che Angelo Senese non ha più rapporti con pregiudicati, nemmeno un fermo di polizia. Tant'è che anche questa indagine ci dice che Angelo Senese solo 2 volte incontra in 3 anni soggetti pregiudicati. Angelo Senese in questo periodo, che sembra quasi un ministro degli esteri del clan, incontra 2 soggetti, gli stessi soggetti per 2 volte e basta. Avete la scheda, l'estratto dell'INPS di Angelo Senese, che fa la storia appunto delle attività lavorative da Angelo Senese svolte. In tutta questa tempeste di ordinanze di custodia cautelare, Angelo Senese non è mai stato indagato. E questo appunto è un primo aspetto che volevo porre alla vostra attenzione. Un altro tema che il pubblico ministero ci introduce soltanto in sede di discussione è l'aspetto psichiatrico di Michele Senese. Perché se da una parte Michele Senese chiede la perizia, è un simulatore. Se non lo chiede, è simulatore uguale. Io, proprio perché è dal 2004 che conosco le vicende di Michele Senese, vi ho preparato soltanto ai fini di una vostra valutazione sulla personalità del soggetto le perizie di tutti i più grossi psichiatri d'Italia dal 77 ad oggi che vi descrivono chi è Michele Senese. Io a questo punto abbiamo a che fare con un genio che riesce a prendere in giro tutti i giudici d'Italia e tutti i medici d'Italia, oppure un soggetto problematico. E già negli anni 70, quando ancora non era Michele Senese, abbiamo traccia dei suoi problemi. A 18 anni era già ad Aversa, all'OPG di Aversa, il 77 gli viene riformato dal servizio di leva obbligatoria. Così tutti gli anni 80 e tutti gli anni 90, tutti ci descrivono un soggetto schizofrenico, un soggetto con un cluster B. E poi c'è un altro tema che viene evidenziato anche nell'ultima perizia collegiale della Corte d'Appello nel processo Orchidea, dove il dottor Raidone descrive le problematiche, i profili e ci dice anche un altro elemento. Un soggetto che nel 77 ha un incidente, rimane in coma, parlando di Michele Senese, e ha la frattura del lobo frontale, è un soggetto privo di impulsi. Quindi questa è la personalità attuale di Michele Senese. Oltretutto, se anche questi aspetti non bastano, il 27 gennaio 2018 al carcere di Catanzaro, insieme alla moglie, quando si incontra con la moglie, lui gli dice: io non vorrei fare i colloqui perché mi innervosisco, mo stavo calmo. Mo, per esempio, per venire al colloquio non mi sono preso le pillole e mi sono preso le pillole e mi sento sempre il fuoco in testa, sento le voci e mi sento strano. Continua il suo discorso dicendo: c'è il rischio che mi mettono in cella a 2, io non ci posso andare perché la notte queste medicine mi fanno avere delle perdite di urine. E poi mi trovo costretto a litigare con il mio compagno di cella. Lo sta raccontando alla moglie, non lo sta raccontando a un giudice, non lo sta raccontando a un medico. Per questo ho ritenuto opportuno evidenziare anche questo profilo di Michele Senese con tutti questi aspetti psichiatrici. E non lo dico io, lo dicono tutti questi medici che per 40 anni si sono alternati nelle visite. Questa ricostruzione che vi faccio
c'è anche un ulteriore aspetto, perché cerchiamo sempre di rispettare le sentenze che vengono emesse. Il pubblico ministero, nella sua requisitoria, dice che Michele Senese e la sua famiglia gestiscono le piazze di spaccio della capitale. Questo lo avrebbe riferito Leonardi, sia padre che figlio, che addirittura arrivano a Roma, vogliono aprire una piazza di spaccio a Tor Bella Monaca e chiedono il permesso a Michele Senese. Ho fatto il conto. A Tor Bella Monaca dal 2004 ad oggi sono state emesse 21 ordinanze di custodia cautelare e 14 a San Basilio. Nell'ambito di queste 14-15 operazioni fatte a Tor Bella Monaca, con arresti di 50 persone per volta, non c'è la traccia che Michele Senese, che suo figlio Enzo, che Angelo Senese abbiano avuto rapporti o contatti con questa gente. E ce lo dice anche il maresciallo Recchio, che dall'attività di ascolto e di indagine non emergono collegamenti col mondo del narcotraffico. Il capo di imputazione, così come viene contestato, secondo il modesto avviso di questo difensore, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto della contestazione dell'aggravante, è generico, perché quando si dice di aver agevolato la camorra, l'ultimo report del Ministero degli Interni fornisce questa fotografia sul territorio campano. Ritiene che esistano 1000 associazioni ancora operanti in Campania. Allora, Michele Senese e i suoi uomini, quali di queste associazioni avrebbe agevolato? La costruzione del pubblico ministero, nella sua richiesta di applicazione misura, appunto cerca di collegarlo alla famiglia Moccia, e l'ha detto anche oggi l'avvocato Placanica. Il GIP si accorge della debolezza di quell'elemento e cerca di farlo diventare autonomo a Roma. Ma il dato che salta agli occhi è il dibattimento cosa ha fornito rispetto a quello che ha detto il riesame, che si sta facendo confusione fra le due contestazioni. Il dibattimento ci dice i collaboratori napoletani, innanzitutto, la maggior parte sono cutoliani e anche in questo caso sono o non sono i rivali di Michele Senese perché lo dice la loro storia giudiziaria. Addirittura tutta questa gente riesce a mettersi seduta a parlare con Michele Senese. Il dato che salta agli occhi, seguendo l'impostazione che dà la procura inizialmente alla contestazione di quell'aggravante, è che Michele Senese è contiguo ai Moccia, che facevano parte della nuova famiglia. La nuova famiglia nasce e muore solo per fare la guerra ai cutoliani. Il clan Moccia, e vi abbiamo prodotto le sentenze, non esiste più. Il capo clan si è dissociato e si è cercato di farci credere che il rapporto esistente attualmente fra Senese e Moccia si desume anche da quell'incontro tra la moglie di Senese e Moccia d'Ischia. Ma il contenuto di quella conversazione, che la moglie poi riporta al carcere, ci fornisce un altro dato. Moccia chiede alla signora Gaglione: ma Michele è definitivo o è ancora giudicabile? Siamo nel 2018. Michele Senese è definitivo dal 2016. Sono così tante forti le informazioni che si mandano i Moccia e i Senese che addirittura di Senese non si sa se è definitivo o ancora giudicabile. Quindi il pubblico ministero si rende conto che l'esame dibattimentale con l'escussione dei collaboratori di giustizia napoletani ci stava portando in una direzione che non andava più bene in base alla contestazione attuale. Perché se ogni collaboratore di giustizia napoletano si mette seduto e ci dice sì, è vero, Senese era contiguo ai Moccia, però poi a un certo punto si è staccato, si trasferisce a Roma e diventa autonomo. Senese, a parte che
a Roma dal 77 e non dagli anni 90. Però a quel punto il pubblico ministero giustamente rinuncia ai testi residui, perché il processo gli stava sfuggendo di mano, rinuncia a Galasso ad Alfieri, però poi in discussione utilizza le dichiarazioni di Galasso e Alfieri che avevano reso nell'ambito di altri processi a Napoli. E quindi si cerca di riportare l'attenzione sull'autonomia di un clan che a parte tutto non è nemmeno contestato in questo processo. E questa autonomia però deve confrontarsi con processi che dal 2004 al 2020 non riconoscono Michele Senese mafioso. E vi ho detto del collaboratore di Giuliano, che già ha avuto le sue valutazioni, sono già state fatte nell'ambito del processo Orchidea. Vi ho detto di Cassia. E soprattutto in relazione a quello che ci dice Giuliano, che Michele Senese era interessato al Monte di Pietà. C'è una sentenza di assoluzione. I collaboratori romani cosa ci dicono invece di Michele? Chiedo scusa, è sempre questo reggente del clan, Angelo Senese, in tutto questo periodo lui continua a lavorare, non compare mai, non c'è nessun test che ce lo ricorda, solo Centore ci ricorda della storica vicenda di Angelo Senese a Milano, altri collaboratori non ce ne sono, non c'è un napoletano che ci dice ho parlato perché Michele Senese era detenuto con Angelo Senese. E la stessa cosa lo fanno i collaboratori romani. Nessuno ci viene a dire di aver conosciuto Angelo Senese. E tutti questi collaboratori di giustizia romani sono stati ascoltati da Lotti, da Bombardieri, Pignatone in persona ascolta Cassia. Sulla base delle dichiarazioni che questi collaboratori ci forniscono, la Procura di Roma non ha nemmeno fatto una richiesta di applicazione misura. Se andiamo invece nello specifico, signor Presidente e signor Tribunale, di quella che è la contestazione dell'aggravante per Angelo Senese, io mi permetto di fare alcune osservazioni anche sul capo di imputazione, perché Angelo Senese risponde di 2 autoriciclaggi, sempre tutti aggravati, sono tutti aggravati sempre dall'agevolazione mafiosa. Allora, abbiamo visto che ormai è proprio un dato storico, oggettivo, acquisito a questo processo, quello che ci dichiara Centore è quello che è la sentenza di Milano, tanto è depositata in atti. Quei soldi sono suoi, i soldi del guadagno di Milano sono soldi di Angelo Senese. Nessuno qui dentro ci ha detto sono soldi della famiglia, anche perché dalla contestazione Angelo Senese risponde da solo di autoriciclaggio, non è né in concorso col fratello né in concorso col nipote. Il dato è oggettivo, è una fotografia. E allora mi chiedo, se i soldi sono quelli di Milano che Angelo Senese aveva conservato e poi reinvestito, ma l'autoriciclaggio di per sé procura un beneficio, un guadagno alla persona che investe, è un suo guadagno proprio. E allora io mi chiedo, ma Angelo Senese come fa a rispondere di agevolazione se lo scopo e l'interesse è solo il suo? Per questo, francamente, questo difensore ritiene che non si possa nemmeno parlare nella sua figura specifica ad Angelo Senese come contestato l'agevolazione, ma se i soldi sono suoi, e ce l'ha detto Centore, e ce lo dice la sentenza. Quindi anche su questo aspetto, questo difensore ritiene l'insussistenza dell'aggravante così come contestata, sia in tutte le sue forme a Michele Senese, e sia ad Angelo Senese nella forma specifica, come vi ho evidenziato adesso. E per quanto riguarda più nello specifico appunto la posizione di Angelo Senese, se noi andiamo a guardare la contestazione di questi reati,
e si va a cercare appunto quale deve essere l'individuazione del reato presupposto. Io ho riletto la sentenza, ho riletto 100 ore e ne ho parlato con Angelo Senese, che appunto ha fatto anche delle dichiarazioni. 100 ore dice: aveva una forte esposizione per il debito del fratello, che era 1 miliardo di lire. Io gli vendevo 1 chilo di cocaina a 65 milioni di lire. Lui me la pagava a 67,5, perché 2,5 erano i soldi che andavano a coprire, era un obolo che andava a coprire il debito esistente. Ovviamente lo dice la sentenza, perché 100 ore è abbastanza. 100 ore ci dice: Angelo Senese era così preciso che ogni 3 giorni mi portava i soldi. Angelo Senese quindi cercava di rivendere subito la sua sostanza, e se facciamo un calcolo veloce, Angelo Senese rivendeva 68,5. Rivendendo con 1 milione in più, che sarebbe il suo guadagno, Angelo Senese avrebbe guadagnato 200 milioni da quell'operazione. Però sempre la sentenza ci dice che c'erano soggetti che si occupavano del ritiro della sostanza e soggetti che si occupavano della custodia della sostanza. Quindi già lì ci saranno delle spese in più, perché era un'associazione. Quindi, facendo sempre i conti della serva, Angelo Senese ha messo da parte 150-160 milioni. Questi 150-160 milioni vengono conservati. Poi li tira fuori nel 2001 perché deve convertirli in euro. Poi li riconserva e dopo 18 anni decide di investirli. È vero che la giurisprudenza della Cassazione ha allargato molto le maglie su quello che deve essere il reato presupposto, però francamente, seguendo questa impostazione a distanza di 18-19 anni dal fatto, appare poco plausibile che si possa dire che quello sia il reato presupposto di questi autoriciclaggi. E questo appunto è una considerazione su quello che è gli autoriciclaggi di Angelo Senese in relazione ai 2 capi di imputazione contestati. La debolezza di questa indagine ci fornisce un'altra fotografia. Se noi guardiamo le contestazioni che vengono fatte ad Angelo Senese, sono 2. Uno è un autoriciclaggio all'interno del ristorante Baffo e l'altro è un autoriciclaggio all'interno del ristorante del caseificio Oro Bianco. Quindi abbiamo due autoriciclaggi, 2 investimenti fatti, asseriti investimenti fatti da Angelo Senese. La cosa che mi salta all'occhio è appunto che mentre nel caseificio abbiamo Angelo Senese che risponde di 3 intestazioni fittizie e poi arriva all'autoriciclaggio, il capo successivo, il capo 43, è Mastrosanti che risponde di reimpiego. Se andiamo a guardare invece le contestazioni all'interno del ristorante Baffo, anche lì 3 ipotesi di intestazione fittizia, autoriciclaggio Senese, e però manca il reimpiego di Carroccia Mauro. Perché se anche lì investe 80.000, Carroccia Mauro doveva rispondere di reimpiego all'interno della società, come per Mastrosanti. Questo che significa? Che probabilmente quegli 80.000 euro si riferiscono esclusivamente a quel preventivo che avevamo prodotto, che non c'è stato un reale sborso di denaro, come diceva il nipote nella telefonata. Questo è un dato che secondo me indebolisce molto quello che è l'impianto accusatorio, perché da una parte si dice che investa 80.000, però dopo manca la contestazione del reimpiego. Mentre se si va a guardare il caseificio, nella contestazione del caseificio Mastrosanti risponde di reimpiego. Vi ho detto anche che appunto per come vengono contestate queste ipotesi di autoriciclaggio si dimostra come non ci sia una cassa comune, come ci è stato detto nella requisitoria, perché se fosse stata una cassa comune
bisognava contestare anche a Michele Senese le ipotesi di autoriciclaggio ad Angelo Senese, ma quel dato è obiettivo, quel dato è oggettivo, quello che ci fornisce il capo di imputazione. Angelo Senese quei soldi li avrebbe guadagnati dalla sua operazione milanese. Quindi Angelo Senese, abbiamo visto che negli ultimi 25 anni non è in un'operazione insieme al fratello Michele. A Roma non è mai stato attinto da un avviso di garanzia in tutte queste operazioni. Come si fa a sostenere un clan? Quali sono gli elementi che ci possono portare a sostenere che esiste una famiglia senese? Signor Presidente e signori del Tribunale, se andiamo a guardare le contestazioni che vanno dal capo 39 fino al capo 42, per la posizione di Angelo Senese, appunto si dimostra che non ci sono collegamenti con altri membri della sua famiglia, ma il dato che salta all'occhio è questo. Il 30 giugno 2017 ad Angelo Senese viene contestata l'intestazione fittizia in concorso con Mastrosanti, Biancatelli e D'Aloisio. Il 30 giugno Angelo Senese non era indagato, viene iscritto sul registro degli indagati il 5 agosto 2017. Il 17 agosto iniziano le intercettazioni. Agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo. Per 8 mesi non si parla mai di un casificio. Non c'è una telefonata con Mastrosanti. E a noi il maresciallo Recchio, all'udienza del 15 febbraio, ci dice che quando loro iniziano a investigare sul ramo caseifici, trovano una situazione preesistente. Poi il 4 giugno ci contestano l'intestazione fittizia del ramo d'azienda che quando Terre Pontine cede lo stabilimento a Oro Bianco, e anche lì quella è un'operazione fittizia, perché ce lo dice il maresciallo, ce lo dicono le conversazioni, non c'è stata un'operazione finanziaria vera, ma è tutta un'operazione fittizia di bilancio. Il 7 giugno, appunto perché ormai Oro Bianco aveva messo in pancia un laboratorio, uno stabilimento di mozzarelle, il commercialista suggerisce a Mastrosanti di alzare le quote sociali e ovviamente anche lì soldi non si muovono perché si va a prendere le cosiddette riserve, un'altra operazione di bilancio falsa, per poi arrivare alle famose conversazioni telefoniche che appunto cercano di individuare quelle che erano il finanziamento, l'investimento, il prestito di Angelo Senese. In questa conversazione, ci sono due le conversazioni importanti che sostanzialmente vanno a incastrare Angelo Senese in relazione a questi capi di imputazione, sono il RIT 2925/18, che è il RIT di Mastrosanti, il progressivo 2916 del 4 giugno 18 e il progressivo 3524 del 6 giugno 18. Questa conversazione sembra una conversazione fra pazzi perché si toccano 1000 argomenti, ma se leggiamo all'inizio si parlano di piccoli prestiti e anche Angelo Senese conferma di aver fatto dei piccoli prestiti all'amico che stava in difficoltà. Marco Suraci in questa conversazione, quella del 4 giugno, dice: al 23 marzo Angelo non esisteva da me, si era fermato, io e te li trovavo pure perché siamo amici. Questo è Marco Suraci. In questa conversazione a un certo punto Mastrosanti dà proprio i numeri, non si capisce veramente le cifre, sono un sacco di cifre che si sovrappongono, facciamo degli esempi, però quella più emblematica è questa. Dov'è? Cioè non so 150, Angelo deve prendere 150
ma il caseificio deve riscuotere 113 da Angelo, altri 40.000 stanno all'interno del caseificio. Non so se mi sono spiegato, ho detto le cifro per fare conto paro, chiaramente capito dov'è? Sì, ho capito. Allora, da questa conversazione, in realtà, visto che non abbiamo un accertamento bancario, non abbiamo un accertamento contabile, non sappiamo chi sono i fornitori e acquirenti di quello stabilimento, da questa conversazione sembra che non sia Angelo Senese e che sia un Angelo che ha un rapporto commerciale preesistente con questa società Oro Bianco, perché il caseificio deve riscuotere 113 da Angelo. Sostanzialmente Angelo Senese dà 150.000 euro al caseificio e poi 113 il caseificio li deve dare ad Angelo Senese. Un altro credito. Francamente, se noi guardiamo appunto come è costruito il capo di imputazione, la data di commissione di quel reato, del reato di autoriciclaggio, è il giorno della telefonata. Perché non abbiamo altri elementi. E la stessa cosa avviene anche per i ristoranti. La data di commissione dell'autoriciclaggio di Angelo Senese nel ristorante come tempo di commissione del reato in epoca antecedente e prossima al 24 agosto, giorno della telefonata di Giuliano e di Enzo Senese, quando si dice che ha tolto 80.000 euro. Viene cristallizzato in quel momento il pagamento, l'investimento di Angelo Senese. Quindi, signor Presidente e signori del Tribunale, questo difensore sulla parte di Michele Senese ha fatto questa introduzione che poi completerà l'avvocato Spigarelli. Per quanto riguarda la posizione di Angelo Senese, io concludo per la soluzione per tutti i capi di imputazione, evidenziando come vi ha già evidenziato l'avvocato Vincentini, per i 7 capi di imputazione relativamente alle intestazioni fittizie, abbiamo un duplice problema lì, sotto un duplice profilo. Sotto l'elemento soggettivo del reato, il capo di imputazione ci recita, il capo di imputazione recita sull'intestazione fittizia questo tema qui: in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in legge in materia di misure di prevenzione, vi abbiamo depositato la revoca della misura di prevenzione personale e patrimoniale di Angelo Senese. Quindi sicuramente l'atteggiamento psicologico non era quello, perché Angelo Senese è stato oggetto di misura di prevenzione a Milano e le è stata revocata. E sotto l'aspetto poi dell'elemento materiale sono tutte, per i ristoranti, operazioni fittizie di bilancio. Per quanto riguarda invece i ristoranti, parliamo di una quota di 500 euro che sottoscrive il figlio Enzo. Quindi sulla base di questi elementi il difensore chiede la soluzione da tutti i reati, ai sensi del 530 comma primo, di Angelo Senese. Grazie. Poi concluderò formalmente alla prossima udienza per le altre posizioni. Va bene. Grazie. Grazie, avvocato. Signor Presidente, io avevo fatto questa nota di produzione documentale in relazione soltanto a quella che è stata la storia clinica degli ultimi 40 anni di Michele Avete Senese. fatto anche delle produzioni su supporti informatici? È identica o c'è No, io ho visto che è uscito fuori il tema psichiatrico. Perché teoricamente siamo in sede di Sì, lo so, quindi no. non è possibile introdurre nuova documentazione. Non so se c'è il consenso del pubblico ministero, ovvero No, era soltanto come se si tratta per elementi di valutazione. già prodotta. Presidente, No. se si tratta di documenti già prodotti non ho problemi, altrimenti apriamo di nuovo, come dire, No, era uscito l'istruttoria. fuori questo nuovo elemento sulle valutazioni elementi psichiatrico di Michele Senese, era soltanto per dare elementi di valutazione della personalità del soggetto. Era solo per quello. Ma in ogni caso o c'è il consenso oppure è una fase conclusiva dove le prove ulteriori anche documentali non si possono acquisire. Quindi No, oppure poi il Tribunale poteva fare un diciamo, provvedimento 507 eventualmente, però se non lo ritiene il Tribunale.
lo chiede ai sensi del 507 di acquisirlo. comma sesto e 507, esatto. il Tribunale allora si riserva ogni valutazione alla prossima udienza. Grazie. Sì, allora quindi diciamo che la difesa avvocato Leto chiede di produrre documentazione come da indice sostanzialmente attinente alle condizioni psichiche del Senese Michele. E ai sensi dell'articolo 523,6 e dell'articolo 507 del Codice di procedura penale. Contraddittorio allora su questo punto? Presidente, non vi sono i presupposti dell'articolo 507 perché non si tratta di documentazione assolutamente necessaria ai fini della decisione. Sì, quindi il Tribunale si riserva alla prossima udienza. Grazie. Presidente, se è possibile solo aggiungere, visto che ha chiesto alle parti, che la produzione odierna del collega Leto e diciamo, la necessità ai fini del decidere deriva dal fatto che il pubblico ministero nel corso della sua requisitoria, proprio per dare una connotazione sfavorevole della personalità di Michele Senese e probabilmente anche delle sue condotte processuali precedenti, ha detto in maniera piuttosto esplicita che l'imputato avrebbe posto in essere delle condotte simulate e ingannevoli rispetto ai giudici e ai medici che lo hanno avuto in cura, che ne hanno valutato la capacità e le condizioni di salute mentale. Tema che non era mai stato evocato nel corso del dibattimento ed è per questo che questa difesa attraverso l'avvocato Leto si è posto il problema di collazionare le perizie precedenti per dimostrare che questa indicazione data al pubblico ministero per la prima volta in requisitoria, che quantomeno può essere apprezzata sotto il profilo della personalità dell'imputato, fosse destituita di fondamento. È per questo motivo che questa difesa insiste e ritiene assolutamente necessario al decidere l'acquisizione di questa documentazione. Poi ripeto, si tratta di documentazione per lo più medico-sanitaria di perizia, per cui mi sembra che dal punto di vista dei requisiti del 507 ci siano tutti. Grazie. Presidente, io però mi sono limitato, a richiamare quelle che erano le sentenze che avevamo prodotto in sede di acquisizione documentale nella mia requisitoria, quindi quello che io ho riferito è contenuto nelle sentenze, quindi non ho aggiunto elementi nuovi in requisitoria, ma ho commentato quello che c'è nelle sentenze che sono state ritualmente depositate. Allora, il Tribunale si riserva su questa questione alla prossima udienza. Signor Presidente, posso solo replicare al pubblico ministero? Mi dica, avvocato. Il pubblico ministero cita la sentenza orchidea a primo grado, dove il dottor Imperiali rigetta la richiesta di perizia e svolge delle considerazioni sue personali su quello che è l'atteggiamento di Senese. Nel processo di secondo grado, trovate la sentenza già depositata agli atti, viene disposta appunto questa perizia collegiale che riconosce Michele Senesi semi-infermo di mente in forma lieve. Per la produzione documentale, perché sono 23 perizie. Avete comunque argomentato entrambi le vostre posizioni. Grazie. E tuttavia avremo bisogno dell'indice, se non ancora della documentazione che lei intende depositare, perché ci riserviamo ai sensi dell'articolo, alla prossima udienza, ai sensi dell'articolo 507, ma l'indice... Presidente, io potrei anche produrlo e poi eventualmente lei mi rigetta... L'indice per vedere di quale documentazione io posso si mettere tratta. a disposizione l'intero fascicolo? No, l'intero fascicolo, solo ove dovessimo ritenere che... la possibilità di acquisirlo. Okay. Sì, quindi la difesa produce l'indice della documentazione di cui chiede l'acquisizione ed il Tribunale conferma la riserva. Grazie. Alla prossima udienza. Grazie. E a questo punto rinviamo all'udienza calendarizzata dell'11 ottobre 2021, ore 9:30, aula Bunker B, e risulterebbero quindi da chiudere le posizioni di Senese Michele, Gaglione e Senese Vincenzo classe 90, Senese Angelo. Presidente, anche Senese Angelo, perché io ovviamente interverrò per tutte e due le posizioni,
Senese Angelo e Senese Vincenzo. Va bene, quindi Senese Michele, Gaglione Raffaella, Senese Angelo e Senese Vincenzo, classe 90. Questi sono gli adempimenti alla prossima udienza. Disponiamo come di solito la videoconferenza per gli imputati detenuti fuori Roma, traduzione in aula per gli imputati detenuti a Roma, autorizzazione a venire con mezzo proprio per gli imputati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari e per gli imputati sottoposti a misure coercitive, autorizzazione a presenziare. Quanto di Giovanni Ugo, interpelliamolo sul fatto della presenza o della rinuncia, nel caso si ordina la traduzione, perché risulta aver rinunciato anche all'udienza del 20 ottobre ma non a quella dell'11, quindi va interpellato, altrimenti va tradotto se non intende rinunciare a comparire. Dell'11 ottobre di Giovanni, e così ad esempio c'è anche Gaglione Raffaella che ha rinunciato per l'udienza del 20 ma non abbiamo nessuna manifestazione di volontà per l'udienza dell'11. Siccome è un'udienza introdotta in epoca successiva, verifichiamo che abbiano espresso la volontà tutti gli imputati. Insomma. Va bene, grazie signori, buonasera. Buonasera.